Va ora in onda Arte Nord. Buona Padania, buona Benacchia, buona Italia a tutti. Oggi parleremo soprattutto dell'ultimo libro di Marcello Veneziani, Nostalgia degli Dei, una visione del mondo in 10 idee, ultimo prodotto di un lungo percorso che sta portando Marcello Veneziani al rango di divinità in un certo senso. Non è una mia idea o una valutazione nei suoi confronti, ma è in qualche modo una certificazione che i fatti concedono a un uomo che ha raccontato il disagio di questo tramonto della civiltà. E gli dei di cui parla sono soprattutto 10 idee che sono in crisi: la civiltà, la patria, la famiglia, la comunità, la tradizione, il mito, il destino, l'anima, Dio, il ritorno. Sono 10 idee che sono state uccise, assassinate a sangue da parte della civiltà del post-68. A proposito, voglio citarvi l'editoriale della rivista Arte In, diretta da Lorella Pagnucco Salvemini, la quale dice: ma questo 68 è passato davvero un po' in sordina. E ha ragione, perché a furia di assassinare le idee hanno assassinato anche il 68, cioè hanno assassinato il loro padre, il 68, il signor 68, quelli che adesso inneggiano al pensiero unico globale. Prima però di ritornare su Veneziani, voglio citarvi l'evento di oggi principale sul terreno identitario: è l'assemblea annuale di Terra Insubre. Terra Insubre è la nota rivista di difesa della cultura, della tradizione, della memoria, della storia e della lingua della Lombardia occidentale. Ogni anno gestisce un'importante assemblea che viene celebrata tra il mese di febbraio e il mese di aprile, a seconda appunto degli anni e delle contingenze. L'anno scorso fu in aprile, quest'anno oggi, all'Hotel Le Rovigne, via per Busto Arsizio 9, Solbiate Olona, da non confondersi Solbiate Olona con Solbiate Arno. Solbiate Olona è più vicino a Busto ed è raggiungibile ovviamente attraverso l'autostrada dei Laghi e uscite a Busto e poi seguire la direzione Solbiate. Il programma è denso. Alle ore 15 l'assemblea istituzionale dei soci ed elezione del consiglio direttivo e dei revisori 2019-2021, riservate ai soci ordinari e fondatori, e la presentazione dell'app Insubria in app. Alle ore 16 presentazione del libro Vocazione e destino dei Lombardi di Gianfranco Miglio. A parlare sarà l'assessore all'autonomia e alla cultura della regione Lombardia, Stefano Bruno Galli. Alle ore 16:45 presentazione del libro Brunilde e Rosaspina, mito e fiaba degli indoeuropei ai fratelli Grimm di Alessandra Tozzi, a cura di Fabio Cassani di Gerdis, Roberto Stefanazzi di Terra Insubre e Cristiano Brandolini. Alle 17:30 presentazione dell'opera di Luigi Zanzi, Opus Montanum, scritti sulla montagna, a cura di Annibale Salsa. Alle 18:15 gran finale di partita con la presentazione del libro Il Visegrad Group nell'Europa contemporanea, con Massimiliano Ferrari, già direttore storico di Telepadania. Alle ore 20 la cena per chi vorrà. Tra l'altro la cena è
caratterizzato da alcuni elementi che richiamano la tradizione insubra e lombarda, come il risotto alla monzese in crema di mascarpone, lo stinco di maiale alle erbe aromatiche con patate al forno, la panna cotta, menta e cioccolata, vino, acqua e caffè. Ritornando all'ambientazione, l'Hotel Rovigne è molto vasto, molto bello, molto moderno, una location di qualità e di prestigio, dove tra l'altro saranno presenti bancarelle e tavoli e bancarelli con tutti i libri e le riviste di punta di questo passaggio d'epoca del mondo identitario. Ci sarà anche il nostro centro delle culture lombarde, a partire dalle 14:30, questo in una sala apposita dove appunto chi vorrà potrà comunicare sia con i responsabili di Terra Insula. So che ci sarà anche la Fondazione Gilberto Neto, ci sarà i rappresentanti della Bella Rivista diretta da Marchi, Dialogo, e poi anche noi, ma all'interno di una pletora che sicuramente in questo momento è la più rappresentativa di chi difende l'identità a tutti i costi e in tutte le maniere. Quindi l'appuntamento, ripeto, è alle ore 15 e poi 16 e comunque tutto il pomeriggio all'Hotel Le Rovigne, via per Busto Arsizio 9, Solbiate Olona, provincia di Varese, assemblea annuale dei soci 2019. Ritorniamo ora a Marcello Veneziani, anche perché Veneziani ha scritto un intervento al Fulmicotone nella sua rubrica Controcanto su Panorama. Tra l'altro Panorama di questa settimana si distingue sicuramente con una copertina shock di grande effetto che ci riconduce ad alcune intuizioni lombrosiane. Infatti sulla copertina campeggia il volto gigantografico di Angela Merkel e il titolo del servizio che viene introdotto, insomma, e del leitmotiv della settimana di Panorama è il crepuscolo della Germania. Ora, ponendo il crepuscolo, cioè la tipografia delle parole che compongono il crepuscolo della Germania in nero sotto il naso della Merkel e sopra la bocca, abbiamo un effetto Hitler che è spaventoso, cioè la somiglianza fisica della Merkel con Hitler è molto più profonda di quello che si potrebbe supporre se non vedessimo i baffi che si presume lei tagli ogni mattina, ma i baffi sono sostituiti in questo caso da il crepuscolo della Germania, perché la Germania sta morendo assieme alla dittatrice d'Europa. Tantissimi gli spunti, perché come giustamente titola Panorama, questa nazione molto importante dovrebbe guardarsi di più allo specchio. Guardandosi allo specchio, colei che guida la nazione si riconoscerebbe più in alcuni certi inquietanti antenati. Ma ritorniamo al libro, perché il libro è molto importante, come tutti i libri di Marcello Veneziani. Ne abbiamo parlato degli ultimi, naturalmente sono tantissimi i libri che meritano, ma l'impressione è questa, che Veneziani, superati i 60 anni, è abbandonata una militanza storica con la pubblicistica legata molto a Forza Italia. Infatti è abbandonato, se vogliamo, non polemicamente perché non è nel suo stile, ma con un fair play molto drastico e sottile, il giornale a cui collaborava, ed è andato a collaborare alla Verità di Belpietro e a Panorama di Belpietro. Adesso lui è in grado di produrre più autonomamente in libertà rispetto a quanto in qualche modo prima faceva con il giornale. E questo libro, Nostalgia degli Dei, è sicuramente uno dei libri più importanti del noto intellettuale di origine barese, ma nel cognome c'è anche poi una scommessa, un destino vicino alla sensibilità padana.
perché c'è come un sottinteso, secondo me, già nel titolo, nostalgia degli dei. È vero che questi dei sono degli dei che sono vicini al mondo cristiano, la civiltà, la patria, la famiglia, la comunità, la tradizione, il mito, il destino, l'anima di Dio e il ritorno, ma in realtà acquisiscono uno spessore che va al di là della stretta appartenenza al mondo cristiano. E se uno legge il libro, leggetelo bene, il libro è Edizioni Marsilio, nella famosa bella collana Nodi, che è stata voluta dal fondatore praticamente della nuova Marsilio, cioè di Michelis, che è venuto meno l'anno scorso, ma prosegue nello spirito. Quindi dietro c'è un po' non per ragioni di provocazione piccata, perché non è nello stile, ripeto, di un uomo sobrio, elegante e pacato, a meno che non ci schiaccia il piede, come ha fatto, mi ricordo, una trasmissione demenziale Maurizio Costanzo, quando gli pose in mano la lista, un libro con la lista degli condannati ad Auschwitz, e lui rispose molto bene ai veneziani, ma come se non la conoscessi e come se non l'avessi letta e non la prendessi in considerazione. Ma quello che voglio dire, c'è un sottinteso che non è minaccioso, ma è responsabile. Nostalgia degli dei. Attenzione, cristianesimo, attenzione, perché se tu, religione cristiana, vai avanti con questa china mondialista, radical chic, migrazionista, diciamo di assoluto disimpegno rispetto ai reali valori, e quindi di automatica, anche se involontaria, distruzione della stessa civiltà cristiana, noi ritorniamo agli dei. Noi ritorniamo agli dei, agli antichi dei celti, agli antichi dei romani, agli antichi dei greci, agli antichi dei slavi, agli antichi dei scandinavi, che forse ci garantivano un rispetto della dignità molto maggiore di come poi un certo tipo di cristianesimo, non certo quello tradizionale, al quale rimane legato in alcune pagine in maniera abbastanza chiara, soprattutto dalla pagina 77 in cui parla di famiglia, 103 che parla di comunità, 127 che parla di tradizione, lo stesso Marcello Veneziani. È triste fare questo discorso, è molto amaro, ecco, però noi siamo davanti, anche se lui mai attacca direttamente questo pontificato, ma siamo davanti a una situazione di degenerazione molto grave all'interno del cristianesimo. Ecco allora che, al di là del titolo, e cercando di entrare in ognuna di queste grandi idee che lui difende, prima di tutto la civiltà, perché qui fa intendere Marcello Veneziani non sta morendo l'uomo bianco. Qui cito un libro di Ezio Mauro appena uscito, non sta morendo l'uomo bianco con tutti i suoi deliri, sta morendo una civiltà, l'intera civiltà, la civiltà che ha fatto l'Europa, che ha fatto il mondo, che ha fatto l'universo, con le sue intuizioni, la sua arte, la sua cultura, la sua tradizione. Vedete, cosa hanno in comune, vi cito, la nazione, la politica, la fede, la nazione naturalmente intesa anche in senso di tutte quelle che non sono ancora nate, la politica, la fede, la famiglia, la cultura, la filosofia, i libri, la stampa, sono realtà diverse, alcune contigue, altre distanti, ma hanno una cosa in comune, sono tutte declinanti, in crisi profonda e sconfinata. La nostra civiltà sta morendo. Qui naturalmente lui parte dal centenario di Spengler, Tramonto dell'Occidente, dal quale sono partito anch'io peraltro nel mio editoriale di apertura della nuova versione di Idee per l'Europa dei Popoli lo scorso anno. La civiltà europea sta dando gli ultimi, e mi sembra che l'abbiamo visto, senza innestare nuove polemiche, anche durante il Festival di Sanremo, che poi per carità è una piccola cosa, ma anche quello fa parte del tutto. La civiltà europea sta morendo perché qualcuno l'ha voluta assassinare.
I figli del 68, sì, certo, il 68 non è l'unico responsabile, in realtà è qualcosa di più profondo e più drammatico naturalmente, che ha portato tutta una serie di scelte falsamente moderne, perché lo stesso Veneziani è conscio di un fatto: non si tratta di difendere la civiltà premoderna e quindi insomma di porsi sul livello di un'Evola che scriveva appunto rivolta contro il mondo moderno, ma di aver costruito un falso moderno che non è affatto moderno, ma è l'abuso di un tipo di tribalità sbagliata che c'era da molto tempo nell'animo europeo a sfondo masochistico. Poi c'è la patria. Patria, io naturalmente aggiungo matria per i padani, la Padania, la matria, la patria, l'Italia di sicuro, ma non sono in conflitto l'uno con l'altro. Vogliamo capirla finalmente questa partita, se no perdiamo il contatto con le ragioni ultime delle cose. Patria e matria si possono aiutare reciprocamente e possono andare avanti l'una assieme all'altra, se difendiamo ancora i valori identitari che qualcuno vuole drasticamente distruggere, soprattutto quella singolare formazione di intellettuali chiamati radical chic. Ma adesso ci arriviamo anche alla battuta che c'è sul panorama: vogliamo maestri e non influencer, naturalmente. Ma poi la famiglia, certo, attenzione, qui non si tratta di prendere in considerazione la famiglia in senso edulcorato, cioè al volemo se bene del mulino bianco. Si tratta di prendere in considerazione i valori di una gerarchia, di tale si tratta, che è stata frantumata, distrutta e sostituita da che cosa? È stata sostituita, non perché ieri fosse San Faustino, dalla civiltà dei single, che come fa intendere lo stesso Veneziani è formata da tante persone che si masturbano, perché prevale l'autoerotismo, alias onanismo, non c'è più l'amore verso l'altro sesso, tanto più c'è, ma non voglio, il riferimento non è tanto al boom dell'omosessualità quanto al feticismo nei confronti di se stessi. Poi la comunità, quindi stiamo facendo la rassegna degli dei che ha in mente il Marcello nostro. Dunque comunità, certo, perché il comunitarismo o liberal comunitarismo è la migliore delle tradizioni politiche ed è attualmente rappresentata dal leghismo. E ci sono degli ammiccamenti anche alla filosofia leghista in vari passi di questo libro, specialmente proprio quando egli tratta la comunità. La comunità deve partire dal basso. Il problema non è contrapporla alla nazione, quanto costruire una nazione che può anche chiamarsi giustamente Italia, ma formata da comunità vere, che appartengono, partendo dal basso, al territorio, al rapporto fra territorio e gestione, al rapporto fra territorio e cultura specifica, non vista anche questa in contrapposizione con le altre culture, ma come difesa del radicamento. E la tradizione è anche certamente la tradizione con la T maiuscola, alla quale facciamo riferimento spesso proprio nella rivista Idee per l'Europa dei Popoli, tutti quelli che ci collaboriamo, compreso Marcello Veneziani, naturalmente Becchi e lo stesso Fusaro, cioè tutte personalità che si riconoscono nel fatto che se muore la comunità, muore la tradizione, muore il senso ultimo della vita umana, e anche certamente tradizione in senso esoterico, l'esoterismo buono naturalmente, che comprende la religione, non l'annulla, ma quale religione? Non la religione che è venuta fuori oggi, quel famoso 11 febbraio del 2013, cioè dopo l'abdicazione di Ratzinger. Una religione fasulla, farlocca, che è fatta di tante persone che si masturbano assieme, facendo finta di stare assieme in nome di Dio, scusate la franchezza, e che tradisce quella che poi invece è lo spirito autentico della conoscenza. Nati non fosse vivere come brutti, Dante Alighieri. Dante Alighieri era un cristiano, ma conosceva perfettamente la tradizione. Il mito, certo, il mito
il mito di ogni genere, il mito per esempio nordico, celto-germanico, ma va benissimo qualsiasi mito di qualsiasi del mondo, va conosciuto perché è l'antefatto della religione in senso tradizionale, non ne va in contrasto come qualcuno vuol far credere, ma è il modo insomma di fondare la propria realtà sull'ultraterreno, sulla dimensione ultraterreno, quindi la mitologia va comunque conosciuta, va perseguita, va esercitata attraverso la nostra mente in modo tale che non muoia mai, perché senza mito, senza i miti, lo dice anche Stefano Zecchi, che fondò addirittura un movimento artistico su questa base, senza i miti noi non possiamo assolutamente vivere. Il destino, perché comunque noi sappiamo che se non crediamo in un destino e opponiamo al destino la cieca improntitudine anarcoide, appunto, tipica di questa età, che vuole uccidere quello che è un po' il senso ultimo della nostra missione, ciascuno di noi nel mondo, noi stiamo uccidendo noi stessi. L'anima, certo, perché se non si crede all'anima o all'animo, mettete come volete, giusto che poi i veneziani usa il termine anima, perché ha una più forte tradizione cristiana e comunque metapsichica. Allora l'anima è veramente il senso ultimo della nostra realtà, perché non siamo solo corpo, non possiamo pensare di essere solo corpo, come ci ha abituato a vedere la pubblicità contemporanea. La pubblicità è al centro del mirino di veneziani in diverse pagine, perché la pubblicità ha distrutto la nostra anima, ma qui non si tratta, come dire, di ritornare a prima della pubblicità, ma si tratta di ricondurla entro un alveo di dignità che ha perso. Naturalmente Dio, perché quantunque gli dei vadano ricommemorati nella misura in cui ciascuno rappresentava un senso ultimo delle cose, Dio le assomma tutte, e la morte di Dio, che era stata vaccinata da diversi guru, ebbene la morte di Dio ha causato la vittoria definitiva dell'io, come dice anche Fusaro partendo da sinistra, l'io da estrema sinistra. Io al posto di Dio, la D è caduta davanti a io, è rimasto io. Allora se l'umanità è diventata la somma di tanti io che ragionano in nome del pensiero unico che si riflette nell'io, è chiaro, evidente che stiamo distruggendo l'umanità stessa, stiamo distruggendo l'umanità stessa. E infine ritorno, nostalgia, nostalgia deriva da nostos, ritorno. E chiudo qua. Sull'articolo, andatelo a leggere su Panorama, vogliamo maestri non influencer, e c'è ovviamente la fotografia della Ferragni, che è la più nota influencer, e di Corona Mauro. Dice saremo costretti a scegliere, dice Marcello in questo bel intervento su Panorama, tra Fabrizio e Mauro Corona oramai. Non esistono più i veri maestri, Maître à penser, lui cita gli ultimi Maître à penser internazionali, soprattutto di sinistra purtroppo, Edgar Morin, Marc Auger, Hans Magnus Enzensberger, Serge Latouche, Zygmunt Bauman, Umberto Eco. Non è che questi non abbiano detto delle cose interessanti, ma sono andati nella direzione sbagliata, hanno esaltato il non luogo, la terra al posto della patria, la modernità liquida, la decrescita felice, il perdente radicare, si sono accaniti contro pur fascismo e compagnia bella. E allora sono morti i maestri veri, ma per forza, ma guardate, accendete la televisione, ma chi c'è? Perfino i prof di università, per carità, mantenendo un certo rispetto da parte mia, anche che sono un prof soltanto di superiore e non di università, sono stati ridotti a macchiette quelli che intervengono, non hanno più niente da dire, vincono personaggi che non hanno la laurea o comunque non è questione di laurea avere, perché c'è chi politicamente sa condurre le cose molto meglio di chi ha la laurea, ma non può permettersi all'ultimo arrivato, tipo la Ferragni, di decidere del nostro destino e della nostra vita. Mistica della carne e risurrezione, si cita di un certo tipo di cattolicesimo che sta morendo, i vecchi Pasolini, Bobbio, Del Noce e Zolla non esistono più, la vita diventa insensata per tanti motivi e i maestri che non detengono la verità ma che suscitano almeno il desiderio di cercarla andrebbero ripescati. Fa da pendante appunto a quell'editoriale che avevo scritto io nel
maggio scorso nella nuova idea per l'Opera dei Popoli, dove si diceva appunto che oramai non esistono più i maestri e allora noi siamo qui un po' in mezzo a tempesta, insomma, in mezzo a una tempesta che non sappiamo più cosa fare, cosa dire, cosa pensare, cosa credere, eccetera, eccetera. E allora siamo costretti, come fa giustamente Belpietro, a rifare il viso all'Angela Merkel per far capire quanta dittatura ci sia nella sua politica. Il libro che abbiamo analizzato è Marcello Veneziani, Nostalgia degli Dei, una visione del mondo in 10 idee, quindi sicuramente un libro da prendere. Marsilio Nodi costa soltanto mamma mia, adesso qui mi sfacci 18 euro, voi capite bene che sono 18 euro ben spesi per il modo con cui Marcello Veneziani, anche quando appare le poche volte in televisione, perché giustamente misura gli interventi non come fanno tutti gli altri, ci induce appunto a riflettere su quelli che sono il senso e la volontà ultima di chi ha qualcosa da fare ancora con la ricostruzione dell'umanità. Caro regista? Sì, Andrea, siamo giunti al termine. Siamo giunti al termine. Io vi voglio citare: l'Occidente è stata oramai la terra del tramonto, dopo la caduta degli dei caddero i loro eredi, dopo la teologia è declinata la filosofia, dopo la religione è crollata l'ideologia, dopo il destino è caduta la storia, dopo il soprannaturale è degradato il mondo naturale. La biologia della mutazione genetica ha vinto, dopo il trono all'altare è caduta la rivoluzione del 68, ecco perché ha ragione Pagnucco Salvemini, e il proletariato tramonta la politica insieme alla socialità, della scienza è rimasta la tecnica, dell'economia la finanza, la morte del divino è sicuramente la profezia della scomparsa dell'umanità. Svevo alla fine della coscienza di Zeno l'aveva detto da grande profeta 100 anni fa. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. La trasmissione